convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Buon Natale a tutti voi! Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale! Buon Natale! Buon Crismucca a tutti! Grazie! È Natale, eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Buon Natale, Orso! Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Che giorno è? Eccolo che comincia. Con i canonici applausi e anche con tutto il resto, spaventò qui. Si è scatenato l'inferno. Allora, lunedì pre-pasquale, antevigilia, credo si dice sempre tempo. Che giorno è? E poi naturalmente oltre la pagina. Insieme al gigantesco Francesco che giganteggia sulla tolla di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a ben 138,5 metri sopra il livello del mare. Entrambi siamo in simultanea con voi quando sono scoccate le 12:43. Questa è Radio Libertà, ovviamente, se ancora non l'avevate capito. Come sempre, l'abbraccio forte, forte, forte alla signora Carmela, alla signora Adriana Angela e alla signora Clotilde, che ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa, signori miei, è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Naturalmente potete continuare a seguirci grazie alla Radio DAB, al sito radiolibertà.net, al profilo Facebook bussola indispensabile per orientarvi attraverso la nostra programmazione. Lo sapete, ogni notte che Dio manda in terra, il sottoscritto pubblica le sinossi delle sue interviste, quindi donne e uomini di buona volontà siete avvisati, se invece siete fannulloni, fatti vostri. Io vi metto là a gratis, un applauso alla parola gratis, il lavoro che è stato fatto e che viene fatto tutti i giorni. Andiamo avanti perché c'è anche Twitch, il social di ultima generazione. Alex, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ogni tanto mi sembra anche su YouTube, ma direi che può bastare e avanzare, aggiungendo che la temperatura interna, secondo la commissione meteorologica, commissione interna meteorologica, ci dice che i gradi interni sono 23,5 sopra lo zero in centigradi, sempre centigradi, 11 sopra lo zero esterni, questi sono scientifici, 38% l'umidità, 1005,8 millibar la pressione. E direi che per quanto riguarda i convenevoli formulaici
sono più che mai esauriti ed esauditi. La presentazione delle interviste è anche un'anticipazione, perché che giorno è? Sono convenevoli, formulaici, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici, ce ne sono parecchi, e musica per voi. Cosa vi riserva musica per voi il 23 di dicembre? Un genio assoluto, Chet Baker. Quindi, tra l'altro, la sua morte misteriosa, credo a Monte Carlo. Qualcuno dice si sia suicidato, qualcuno non si è mai capito. Comunque quello che si può capire è che anche un modesto, no, un appassionato, ma non sicuramente un intenditore come il sottoscritto, metti 100 trombe e io ti indico quella di Chet Baker e la indovino, come tutti d'altronde. E poi c'è anche un personaggio controverso come Marco Castoldi da Mugiò, Morgan dei Blue Vertigo. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. E questo vi aspetta sul fronte del pentagramma. Sul fronte delle interviste, invece, squadra che vince non si cambia, ma cambia maglia e cambia nome, perché il PAF, Palazzo Arti Fumetto Friuli, abbiamo più volte parlato, che sta avendo un grande successo, ha ospitato artisti di fama internazionale, sempre nel campo del fumetto, organizzato mostre che hanno veramente avuto successo. Non è propaganda, è vero, sono andati personaggi che, cioè, per me che vengo da là a pensare certi fumettisti a Pordenone penso quando ero ragazzo hanno fatto passi da gigante. In riva al Noncello, dicevo, cambia nome, diventa Palazzo del Fumetto. Restano le stesse persone, le stesse iniziative, la stessa sede, però diciamo che il PAF diventa adulto, abbandona l'adolescenza, è stata piena gravida di successi e di soddisfazioni. Ne parleremo con il presidente Marco Dabbà, perché hanno cambiato anche simbolo, per quello ho detto hanno cambiato maglia. La maglia, scusate, il simbolo è stato realizzato da Lorenzo Ceccotti, parte da un segno arcaico che si ispira all'idea del tutto disegnato ed è molto molto affascinante, è davvero un simbolo che colpisce moltissimo. Poi invece andiamo a parlare ai mostri che piacciono alla gente che piace. Parleremo proprio di Luigi Nicholas Mangione, colui che ha ucciso Brian Thompson, perché ci sono alcune considerazioni che vanno fatte. Intanto il plauso. Negli Stati Uniti è l'idolo di internet, ha fatto bene, benissimo, bravissimo. E poi in Italia non ci sono solo i fanatici, quelli esaltati, ma anche Gennaro Carotenuto, che è un docente di storia contemporanea all'Università di Macerata, che se non sbaglio ha a che vedere col PD. Ho dato un'occhiata per mettere insieme il materiale, comunque è piuttosto considerato, ha detto cose che dovrebbero far riflettere, perché santifica l'assassino e sottolineando quanto sarebbe giusto arrivasse il momento in cui tutti i capitalisti provassero la paura. E qui certo, lo so, dai, non si può dire, non si può dire, perché non va bene detto, soprattutto per quelli come me che bene o male hanno una cultura alle spalle cattolica che lascia le proprie reminiscenze, che ha una certa età. Però credo che in molti, come succedeva d'altra parte negli anni 70, se Tavares fosse stato, diciamo, avesse avuto anche un raffreddore o gli fosse stato colpito da un fulmine, questa è una citazione cinematografica, Marlon Brando il padrino, credo che molti, insomma, non avrebbero pianto. Ma è sbagliato, come aveva capito Guido Rossa, che fu ucciso dalle Brigate Rosse, perché questa non è la dialettica che porta bene proprio a chi è la vittima, cioè al popolo. Questa è una dialettica marxista, e Carlo Lottieri, che avremo alle 14.35, forse addirittura di persona, che è un professore, che è un docente universitario, filosofia delle scienze sociali, spiega proprio come questo sia, questa condivisione
sia esemplificazione del marxismo. Stiamo tornando ai tempi delle Brigate Rosse. Il Brian Thompson, il CEO di United Healthcare, che era tra l'altro di famiglia molto più povera e umile di Luigi Mangione, tra l'altro, anche se probabilmente come stipendio adesso prendeva di più, è un simbolo, non è un essere umano con i suoi affetti, i suoi cari, le sue amicizie, la sua personalità, la sua spiritualità, la sua anima, per chi ci crede. No, era un simbolo del male, un simbolo delle assicurazioni sanitarie statunitensi che effettivamente non sono proprio, come dire, sì, avrebbe detto mia nonna Farina fa hostis, non sono sante, e quindi si commette questo errore, si disumanizza la persona, che quindi può essere colpita senza che vi sia un senso dell'errore, dell'omicidio, dell'assassinio, dell'aver tolto una vita. Io confesso, non ho avuto modo di approfondire, ma Brian Thompson avrà avuto moglie, figli, amici, genitori, fratelli, parenti, come tutti noi, insomma. Ed è stato eradicato da Luigi Mangione, che viene santificato. Cioè chi uccide viene santificato, e questo è un pericolo, perché appunto riflette il pensiero marxista, perché il pensiero, diciamo, di estrema sinistra, per cui solo con la violenza possiamo abbattere il capitalismo. Marx dice che la borghesia abbatte con la violenza, la rivoluzione francese, no? Abbatte l'aristocrazia con la violenza, e che adesso il popolo deve abbattere la borghesia sempre con gli stessi mezzi. Poi alla fine, signori, va sempre a finire che quelli che comandano mandano al massacro quelli che stanno sotto. Qualunquismo finché volete, ma è così. Tra l'altro mi sono dimenticato, per la notizia più bella che va celebrata, e io apro le linee a vostro beneficio, se volete, magari se non l'avete ancora fatto, se volete ribadire o se volete aggiungere qualcosa che avete detto in precedenti interventi, la soluzione di Matteo Salvini. Ne abbiamo parlato un anno, è stata seguita qui direttamente in radio venerdì da Antonino Danna, da Giovanni Sallusti e Giulio Cainarca, quindi proprio in plein air, se fossimo in pittura, cioè in direttissima, proprio in simultanea, come dico io. E è stato sicuramente Salvini ha detto un successo per l'Italia, è stato sicuramente una notizia importante per la democrazia, perché non passa diciamo il pensiero che i magistrati possono fare quello che vogliono. Allora, se volete dire la vostra, il numero di telefono è 02 92 94 7222. Lo ripeto, 02 92 94 7222. Quindi il tema è libero, però questo è chiaramente la notizia dell'anno per quanto ci riguarda, la soluzione di Matteo Salvini. C'è una prima telefonata, vediamo chi è in linea. La parola chi ce l'ha? Pronto? Buongiorno Pellegrin, le auguro un buon Natale e un buon anno. Sono Angelo da Monza. Grazie. Le Prego. volevo dire, ho avuto l'opportunità e la fortuna di sentirlo dal vivo, Chet Baker, il famoso trombettista. Un grande era. Vuol dire che per una volta l'ho vista giusta anch'io, insomma. Sì, parlo dei primi anni 70, che era venuto a un concerto a Milano, ma era già insomma un po' anziano. Comunque è stato un grande a livello musicale. Poi sa, la sua vita privata aveva gli alti e bassi. Comunque guardi, poi le dico l'ultima cosa, sono contentissimo per il nostro segretario che è stato assolto, che non dovevano fare neanche il processo, perché guardi,
onestamente era una questione solo politica. Comunque le ripeto ancora tantissimi auguri Pellegrini, vada avanti così, buona giornata. Grazie. Ok, abbiamo cominciato bene, chi ben comincia è a metà dell'opera. Grazie Angelo, quindi non ho visto sbagliato nell'unicità di Chet Baker, e anche il messaggio non c'è nulla da aggiungere. Ha avuto il dono della sintesi Angelo, ha detto tutto, questo processo non si doveva neanche fare, è stata una cosa. Però attenzione, io su questa la metto a fuoco. Non puntiamo l'indice solo sui magistrati, è stata la politica. Sono stati 5 Stelle, Matteo Renzi, PD a far processare uno di loro, un politico come loro. E hanno contraddetto un principio di autodifesa. Questi signori. È stata la politica a gettare in pasto alla giustizia, chiamiamola alla giustizia, a una certa magistratura, la politica stessa. Cosa può succedere? Ponete caso, tutti, lo diceva Ennio Flaiano, mi sembra, teniamo tutti famiglia. Adesso poniamo il caso, è un'ipotesi, non è poi così remota, cioè che Giorgia Meloni occupi tutti gli spazi, diventa potere. Non potere fascista, spero proprio di no, però occupa gli spazi come l'ha fatto la sinistra, come l'ha fatto la Chiesa, come l'ha fatto la Democrazia Cristiana. Ha alle spalle l'eredità di quello che è stato il partito fascista, di quello che è stato lo Stato unitario borbonico, eccetera, eccetera, eccetera. Occupa gli spazi. I magistrati cosa fanno? Sono esseri umani anche loro. Prendono e cominciano a spostarsi. Ma anche i cantanti, cioè quelle robe lì, quelli che non valgono, no? Ovviamente. Allora, questo non vale per le persone che hanno la schiena dritta, ma soprattutto le persone che possono vivere del proprio. No? Questo vale per le persone comuni, però tutto sommato, quelli che in qualche modo tutti noi dobbiamo mangiarci un cucchiaino di M per andare avanti, compromessi e così, c'è niente da fare. E cosa succederà quindi quando magari fra 10 anni a processo andrà Elislen per aver professato il libero ingresso degli immigrati senza se e senza ma? È quello che non. E siccome questi signori sono eletti da noi politici e quindi sono espressione della nostra volontà, che i magistrati possano arbitrariamente, chiaro quando sbaglia un politico deve essere che discorsi, mica è diverso dagli altri, ma quando si viene a processare la sua azione politica, io ho sentito cose aberranti, non si tratta di difendere i confini ma i diritti delle persone, quindi se uno per strada mi entra in casa lui ha tutti i diritti, no? È così che ragionate magistrati, è così che infatti lo si vede, c'è Giordano su Rete 4 ogni settimana ci fa vedere quelli che occupano le case magari di pensionati malati eccetera eccetera, e non c'è un magistrato che faccia niente. Ho visto scene addirittura dove questi qua sono loro che chiamano i carabinieri, se vengono gli ladri in casa io chiamo i carabinieri arrivano 2 giorni dopo, li chiamano questi che occupano la casa di un povero pensionato malato, arrivano subito. C'è qualcosa che non mi torna, non voglio parlare male dei carabinieri o della polizia, per carità, non qua, però questo l'ho visto. E questo francamente, anche perché io sono stato derubato, sono andato a far denuncia, mi sono cadute le braccia, ho detto questi li pago io? Mi dispiace, ci sono tanti bravissimi che rischiano, ma ci sono anche tanti. E naturalmente come mai questi si comportano così? Perché il pesce puzza dalla testa e quindi evidentemente ci sono procure, magistrati, eccetera, che permettono certe cose. E a me non va bene come cittadino, come non andrà bene a nessuno, perché sono i deboli a rimetterci. Come è ovvio che sia, come ormai è regola. Dove sono finito? Ah sì, sono finito comunque parlando di Nicolas Mangione e quindi il messaggio del Capitale di Carlo Marx, che poi si è sfociato in massimismi come quello dello stesso Mussolini, che infatti era socialista massimalista, era poi Mao, Che Guevara, eccetera. Lì vale anche questa riflessione però, perché è una riflessione che si fa quando il popolo non ha più strumenti per far sentire la propria voce. Il ricorso alla violenza può essere l'unica alternativa possibile alla morte, alla scomparsa. E quindi attenzione che per esempio il fascismo
entra in gioco perché una borghesia infame e disgustosa stava rovinando l'Italia e hanno spalancato la porta a una bestia peggiore di loro. Però si dice in dialetto veneto, però è riferito a cose diverse, cioè alle sbronze, per parar via una bestia che vuole una bestia ancora più grossa. Pausa. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
E andiamo avanti, ci sono anche 2 WhatsApp, io ricordo sempre, se volete intervenire, lo sapete che questa versione XL che giorno è, prevede le telefonate, le vostre 0292 947 222 e poi ancora il WhatsApp 340 670 9659. Io parto come tema libero. La partenza è la soluzione, il tema di partenza è la soluzione di Matteo Salvini. Continuando a chiedere alla Lega, al centrodestra e al governo risultati concreti e riforme migliorative, ringraziamo il nostro capogruppo alla Camera, il segretario della Lega Salvini Premier Piemonte, Riccardo Molinari, per essere riuscito a ottenere nella legge di bilancio, assieme all'assegno regionale Enrico Bussolini per la metropolitana, anche 5 milioni di euro per la circonvallazione di Gavi, zona bellissima peraltro, e 20 milioni di euro per il secondo ponte sulla Bormida o Bormida, mi sbaglio sempre. Va bene, complimenti allora a Riccardo Molinari, sicuramente sono tutti soldi che andranno investiti bene per il miglioramento del territorio, quindi sono soldi spesi in modo sacrosanto. Quindi del Gavi ancora di più, le altre zone non le conosco, quindi mai la zona del Gavi è sbalorditiva, quindi una buona notizia anche questa. Oggi cominciamo bene lunedì. Purtroppo tanti assassini vengono santificati o premiati con un Nobel della pace quando ordinano bombardamenti su civili per l'ovvio motivo del consolidare il potere geopolitico internazionale. Qualsiasi Barack Obama è intenzionale. Luisa Di Varese, buongiorno, auguri di buon Natale a tutto il personale di Radio Libertà. Grazie per il vostro lavoro di informazione e non mancherò di mandare il mio sostegno economico. Grazie 2 volte Luisa e buone feste anche a te. C'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno signor Pellegrini, Lisetta. Buongiorno. Allora, sul risultato della sentenza del nostro ministro Salvini e del suo avvocato Bongiorno, io voglio dirvi questo: congratulazioni vivissime a tutti e 2 e nient'altro, non c'è nient'altro da aggiungere. Seconda cosa, volevo parlare di Trump oggi, signor Pellegrini, perché Trump sta sfidando noi in Europa, cioè tutta l'Europa, e dice: comprate il petrolio da noi o imporrò i dazi. Allora il presidente eletto, che è sempre lui compensi il deficit difesa. Ai membri della NATO sarà chiesto il 5% del PIL. Sarà confermato l'impegno di inviare armi a Zelensky. Appunto su questo punto qua volevo dire qualcosa a lei. Io adesso ci metto un bel punto di domanda. Allora, ma Trump non voleva che definire queste 2 guerre, cioè Ucraina e Israele, mi sembra, quando è stato eletto? O no? Sì. Ecco, appunto, adesso cambia idea. Punto di domanda. Vediamo i risultati, l'esito di queste affermazioni che ha fatto lui prima di essere eletto. Che adesso qua sembra, se vuole aiutare ancora Zelensky, la cosa non è vera quello che ha detto. Io non voglio fare l'uccello di malaugurio. Ecco, tutto qua, signor Pellegrini. Saluto. Va bene, giusto. La saluto e arrivederci, buona giornata. Io posso solo aggiungere una cosa che ho letto la settimana scorsa. Qualcuno ipotizza sul Foglio, che Trump potrebbe adoperare un po' lo stile del cane pazzo, no? Quello di per sorprendere tutti quanti, prendere decisioni che sorprendono. Ma è quello che ho letto, poi è giusto per aggiungere qualcosa. Allora, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. In nessun luogo come in Sicilia la verità vita breve. Per i siciliani lo Stato è la famiglia. No, questo però credo l'abbia detto Sciascia. Il Gattopardo, quindi cominciamo con... qui abbiamo un altro maestro del cinema però, Dino Risi, il meneghino Dino Risi. Ha avuto una nomination, 0 Oscar per Profumo di donna, un film che meritava l'Oscar dappertutto, come film, come interpretazione di Vittorio Gassman, come regia di Dino Risi. Poi invece Scent of a Woman vinse l'Oscar
il remake con Al Pacino. Al Pacino in una delle sue peggiori interpretazioni, peraltro. La peggiore interpretazione di Al Pacino vale quella di tutti gli attori contemporanei italiani messi insieme per 1 miliardo di volte. Però Dino Risi, leggevo, giocava molto sulla sua somiglianza con Gianni Agnelli, lo imitava anche, faceva finta, usava la moscia, eccetera, eccetera. C'è sulla tomba Angelo, visto che hai la bontà di seguire e che come me ami, sulla sua tomba c'è scritto: egli vivrà nella sua musica, di Chet Baker, egli vivrà nella sua musica per tutti quelli che vorranno ascoltarla e capirla. E allora Chet Baker è vivo. Chet Baker è vivo e sono insieme a noi. Il potere della musica. Schopenhauer lo diceva. Il grado più alto, più elevato che può raggiungere l'uomo è la musica. Poi però non può rimanerci, casca per terra perché si scopre quella miseria che è. Quella miseria che siamo. Schopenhauer, sempre incazzato nero lui era. Luca Giurato, che è scomparso recentemente, molto simpatico. Caro direttore, possiamo darci del tè? Era un personaggio unico. Anche io credo che magari capitava che lo prendessero in giro, sicuramente, però aveva un dono che a me piaceva molto. Non è che lo seguissi, però un dono ce l'aveva di sicuro, la leggerezza. Una telefonata ancora, pronto? Ciao Pierluigi, sono Vito Coviello da Matera. Intanto auguri di buon Natale a te e a tutti gli ascoltatori. Poi stavo ricordando Dino Risi, quel film Profumo di donna. Profumo di donna, quando lo vidi la prima volta ero ragazzo e ci vedevo. E mi fece ridere quel cieco che faceva delle cose strane. Quando poi morì Dino Risi lo diedero, mi pare di domenica. Quando riascoltai quel film piansi, perché così io ero diventato. Purtroppo è la vita, quando non si ha quella problematica, non si capisce la diversità degli altri. Noi siamo tutti delle persone uniche, ma intanto come persone uniche siamo come tante gocce d'acqua che uniti in un abbraccio formano l'oceano, unite come persone formano la società. Però ci può anche essere il rischio che questa solidarietà tra le persone, come tra le gocce d'acqua, questa coesistenza non possa esserci più. Può accadere quello che è successo a Marte, dove c'erano tanti di quegli oceani, ma le gocce d'acqua non sono più state insieme ed è tutto finito. Può anche accadere questo alla nostra umanità, alla nostra società, ma sarà una mia considerazione un po' amara, ma sotto Natale, dai, diamoci gli auguri di buon Natale e finiamola qui. Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao Pierluigi. Feste naturalmente, avevo dimenticato il microfono. Per fortuna c'è il mio badante regista. Ma tu dovresti lasciarlo chiuso, così faccio la figura di M, così imparo. Bisogna che uno impari, perché io ce l'ho il pulsante per il microfono, lo prendo e lo accendo. Se lo dimentico, e tu non devi correggermi, perché altrimenti non imparo. Devo fare la figura di M. No, ti prego, aiuto, perché dobbiamo offrire il servizio non per me, ma per gli ascoltatori, perché senti silenzio. No, dicevo, grazie Vito per le belle considerazioni. Purtroppo quello che dice, vabbè, non mi addentro, ma sono cose che in qualche modo poi rischiamo tutti di provare. Vabbè, mi fermo, perché c'è il genetriaco di Vito, Stefano Bicocchi, Vito di Gran Pavese Varietà, che vedemmo anche nella Voce della Luna. Cioè, vi ricordate Susie Blady che gli diceva sempre ridi Vito, ridi, era un personaggio unico, era una bella, erano in Lupo Solitario, Gran Pavese Varietà su Italia 1. Era molto interessante, molto interessante. Poi Michele Alboreto, quando facevano
il Gran Premio, dopo il disastro che è successo a Monza, per un po' l'hanno fatto in Emilia Romagna, insomma, e c'erano gli austriaci, mi raccontavano amici tifosi della Ferrari, che Arberetto, Arberetto. Anche lui è scomparso nel 2001. Sulla Williams di Mansell l'unica cosa intelligente sono le sospensioni, disse. Questi fuori classe, questi campioni, hanno dentro la velocità, infatti molti di loro poi perdono la vita anche finita la carriera sportiva. Clay Regazzoni, insomma tanti altri che evidentemente non possono fare a meno. Se loro vanno a 300 all'ora, per loro è come andare a farsi una passeggiata, per noi sarebbe uno shock, vuol dire che sono persone di altra di un altro pianeta davvero. Marzio Strassoldo di Graffenbergo, che è stato anche presidente della provincia di Udine ed era docente universitario. Un marchese, il marchese del Bosque, Vicente del Bosque, che ha vinto con la nazionale spagnola un campionato del mondo, un campionato europeo, e con il Real Madrid ha vinto 2 Champions. Non so se esista un allenatore che abbia vinto più di lui. C'è Marcello Lippi che ha vinto la Champions con la Juve nel 96 e i campionati del mondo con l'Italia nel 2006, però appunto gli manca il campionato europeo. E poi abbiamo Esmeralda Villalobos, Angela presumo a questo punto, Jones, Pulp Fiction, la taxista, vi ricordate? Dove la porto? Cosa si prova a uccidere? Esmeralda, sono tue quelle sigarette, bello. E infine Morgan. Allora facciamo così, ancora un chat Becker, perché così poi possiamo andare a espletare i sondaggetti, le proiezioni demoscopiche.
è finita. No, è finita, no, è appena cominciata la settimana che ci porta al Santo Natale, è appena cominciato Oltre la pagina, è appena cominciata Radio Libertà, è appena cominciata, sta per cominciare, anzi per meglio dire, la rubrica dedicata ai rilevamenti demoscopici, i sondaggetti. Abbiamo il termometro politico, Ale. 29,6 Fratelli d'Italia, PD 22,7, 5 Stelle 10,6, 8,8 la Lega, 8,4 Forza Italia, Sinistra Verdi, AVS 6,7 e lo distuar. Bello. La prossima volta, Lorenzo, che rinasco in Italia, che comunque è un paese, è uno stato bastardo, ma un paese incredibile e sorprendente, vorrei andare ad approfondire anche gli altri. Gli dialetti hanno dei suoni che vengono dalla terra, che sono, e quelli che conosco bene, io li capisco questi suoni, il friulano e il veneto, ma mi piacerebbe anche il siciliano, il pugliese. Magari voi lì in Umbria praticamente parlate toscano, quindi non c'è perché hanno un suono, ti portano ad avere un'immediatezza. La lingua italiana, che è bellissima, non ti regala quell'immediatezza, è una lingua che si scrive benissimo, i doppiatori sono fantastici, è una lingua che suona, una lingua che ha avuto Dante, però non è, soprattutto per noi stranieri del nord e anche del sud, non è la nostra madre lingua, e ci porta, magari, io parlo per quelli della mia età, ormai quelli giovani non hanno più la lingua, poi tra l'altro ci sono altri linguaggi ormai adesso nella comunicazione, e quindi è cambiato. Io parlo per come un boomer, e ti accorgi comunque che il dialetto, il suono della lingua madre ti permette di esprimere concetti, sentimenti, sensazioni che con la lingua italiana non riesci. Ma detto altre volte, secondo lei come andrà nel 2025 l'economia italiana rispetto al 2024? Molto meglio il 9,8, meglio 20,6, quindi 20, però 30,4 di ottimisti, 23 allo stesso modo, i pessimisti sono 44,8, quindi superiori agli ottimisti. Come pensa che sarà la sua situazione economica personale? Migliore, molto migliore, 19,9, analoga 48,8, peggiore, molto peggiore, 29,9. Pessimisti. Nella sanità cascano le liste di attesa e c'è carenza di medici e infermieri. Cosa si dovrebbe fare? Aumentare i fondi alla sanità, 32,4, anche a costo di tagliare altri servizi e spese. Aumentare i fondi alla sanità anche a costo di fare più deficit e debito, 23,3. Non dobbiamo aumentare la spesa sanitaria, ma rendere più efficiente quella attuale, 36,2. Dovremmo cambiare modello dotandone uno che includa anche l'uso di assicurazioni private, 6,3. Cosa pensa che accadrà sul versante delle guerre in corso nel 2025? Perlomeno quelle più conosciute termineranno, lo pensa al 9,5, anche se non finiranno del tutto, ci sarà una generale diminuzione dei conflitti, 34,7. Penso che la situazione rimarrà la stessa con diversi conflitti in atto in Medio Oriente, Ucraina e Africa, lo pensa il 37,9, la guerra mondiale globale. Credo che le guerre si intensificheranno ulteriormente, il 9,2%, penso che ci possa essere un conflitto globale, forse anche con il coinvolgimento dell'Italia, 5,4, e tanti abbondanti, copiosi gesti apotropaici, perché non è proprio una cosa bella. La fiducia dei consumatori e delle imprese a dicembre 2024, segnali contrastanti provengono dagli indicatori. L'indice di clima di fiducia dei consumatori passa da 96,6 a 96,3. Invece la fiducia delle imprese è aumentato da 93,2 a 95,3. Fatturato dell'industria e dei servizi a ottobre, il fatturato
è aumentato dello 0,5 in valore e dello 0,8 in volume. Incrementi sul mercato interno più 1,7 valore più 1,6 volume, flessione sul mercato estero meno 1,6 in valore meno 0,4 in volume. E poi andiamo. Indagini sulle discriminazioni lavorative nei confronti delle persone trans e non binarie. La popolazione target che ha risposto al questionario elettronico è costituito da 630 persone, così rappresentate 34,1% uomini trans, 19,4% donne trans, 46,5% persone con identità di genere non binaria. Quindi il 66,1% delle persone trans e non binarie rispondenti, alla cui identità eccetera, riporta di aver sperimentato discriminazioni a scuola o all'università per motivi legati all'identità di genere. Questo è il dato. Prezzi alle produzioni nell'industria delle costruzioni, produzioni più 1,2% su base mensile, flessione dello 0,5% su base annua. I prezzi aumentano dell'1,8% rispetto a ottobre e mostrano un calo dello 0,7% su base annua. È finito, perfetto. 13:30, pausa. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina.
Va ora in onda, terza pagina. Terza pagina, Radio Libertà. Se siete sul canale 252 del digitale televisivo terrestre, o se poi guardate questa trasmissione dal link di Facebook, il podcast non ha il video, potete vedere il nuovo simbolo anzi non si chiama neanche più PAF, è un simbolo, ve l'ho detto, molto 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 suggestivo, che si rifà diciamo a pensieri antichi, una sorta di acquerello con un colore indaco violaceo, che secondo me è davvero molto ma molto suggestivo. È il nuovo simbolo appunto di quello che era il PAF, squadra che vince non cambia giocatori ma cambia maglia e nome, e naturalmente non cambia presidente, perché abbiamo Marco Dabbà in collegamento con noi. Lo saluto e lo ringrazio. Bentornato Marco. Buongiorno a tutti voi, gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, da Palazzo Arti Fumetti Friuli, nel PAF, adesso siete diventati Palazzo del Fumetto, e nelle spiegazioni che ho letto perché si è arrivati a questo, io ho dato una mia interpretazione, anche se poi ti do la parola Marco per spiegare come si è arrivati eccetera. A me è sembrata, visto da fuori, che sia stato come un processo cioè è finita l'adolescenza, adesso non che prima non si facesse sul serio, ma adesso il biglietto da visita deve essere cambiato, anche perché sono passati credo 4 anni, mi sembra, correggimi se sbaglio. Ormai sei. Posso dirti per esperienza che se vuoi cambiare il tuo aspetto, la sigla, il nome, noi ti dico eravamo Radio Padania, l'abbiamo cambiato dopo 26 anni ed non è stato proprio, no, meno di 22 anni, 21-22 anni, ed è stato un po' problematico, ovviamente. È stato un parto, immagino. Dai, insomma, anche noi ecco, voi secondo me problema. avete fatto questa scelta in un momento, credo, in base alla mia esperienza, di potermi permettere di dire se non ora quando, ecco. Ma allora andiamo con ordine. Come si arriva a questa decisione, Presidente? Allora, questa decisione arriva proprio da questa cosa qui, che c'è un'evoluzione nel progetto, proprio che come dire, tocca tanti aspetti, tra cui i processi che finiscono. Cioè questa prima parte è stata, come dire, sono stati due trienni che si sono conclusi, che si concludono di fatto al 31/12/2024, anche con dei finanziamenti da parte della Regione, che ci ha sempre supportato, la Regione Friuli Venezia Giulia, che ci ha sempre supportato in questa nostra idea, come dire, pionieristica per quanto ci riguarda, nel senso di portare il fumetto a essere elevato a arte contemporanea fondamentalmente. E il marchio precedente aveva questo problema, che era sì fumettistico, ma non era forse troppo fumettistico. Invece questo marchio, che come dicevi giustamente tu, non è stato facile cambiare, perché poi sono ormai 8 mesi che ne stavamo parlando, abbiamo visto centinaia di proposte, e poi è arrivata questa, che è stato proprio un fulmine a ciel sereno, perché
è stato proprio quello che è stato l'esemplificazione di quello che pensavamo noi, cioè il fumetto. Per noi il fumetto mette insieme due cose fondamentali, due esigenze proprio umane, che sono uno il disegno, perché tutti noi disegniamo. Io dico sempre che non sono capace di fare una margherita, ed è vero, però continuo a disegnare, faccio i miei disegni, cioè comunque ho bisogno di lasciare il segno, e questa è un'esigenza. E poi c'è la seconda grande esigenza umana, che è quella di raccontare storie e sentircele raccontare. Il fumetto è esattamente questa cosa qui, e noi vogliamo far capire che questo dialoga con tutte le forme d'arte, non è una forma chiusa, non è un medium chiuso, ma è anzi una specie di passepartout verso le altre arti. Non a caso adesso abbiamo questa mostra sui 3 allegri ragazzi morti, che fa proprio vedere e l'abbiamo fatto apposta proprio in occasione del cambio, che dimostra come il fumetto può influenzare moltissimo, per esempio, la musica, che è un'altra arte, per cui parte da questa idea, insomma, per cui questo marchio qui, che è appunto, come dicevi giustamente tu prima, è un po' ancestrale, è un po' diciamo pittura rupestre, un po' qualcuno ci ha visto dentro anche un po' Miro, insomma ha visto dentro tante cose, in realtà ci riporta alle origini, ma tutto, come noi diciamo sempre, tutto è disegnato, no? Come dice il nostro amico comune e vicepresidente nostro Emanuele Barison, tutto è disegnato, no? Per cui noi partiamo da quelle cose lì, e anche da un punto di vista proprio di immagine, dichiarare subito questo, era importante avere anche un logo che lo dicesse, e questo secondo noi, avvicinato poi dalla scritta Palazzo del Fumetto, non dà più nessun adito a nessun dubbio, nel senso che prima PAF sono tante cose, cioè voglio dire, non è così perentorio, no? Invece il Palazzo del Fumetto io ti dico già cos'è, e anche, come dire, quanto noi lo riteniamo prestigioso, insomma, ecco. Sì, direi proprio sono onomatopeico, no? Che diventa invece un momento più, forse il termine giusto non me ne vengono, autorevole, non che prima non lo fosse, ma il suono sì. Sì, no, ma è vero. Tra Cioè, PAF e Palazzo del Fumetto, chi lo ascolta nostro... pensa sia più autorevole Palazzo del Fumetto che PAF. Credo. Sì, nel senso che poi noi comunque anche dal 2023 abbiamo all'interno della nostra struttura questo museo di International Museum Comic Art, che è questo unicum italiano, che è proprio il museo, e questa cosa qui dà un'idea più museale, ripeto, più appunto autorevole e criticamente e scientificamente riconosciuta, insomma, ecco, per cui questo è stato il grande passo che abbiamo fatto, ma insomma abbiamo conferme da più parti che insomma speriamo di essere sulla strada giusta, ecco. Senz'altro, scusa, dato pensavo tra Allegri e ragazzi morti, Davide Toffolo, cioè sì, la supremazia naoniana mi viene in mente, lo stato di Nao, il Molo, esatto, il complotto. Esatto, c'è tutta questa cosa qui, e è tutta in questa mostra, in realtà questa mostra, che vi invito veramente a venire a vedere, è aperta fino a marzo, fino al 9 marzo, e è una mostra molto diversa dalle altre, perché parte con molto fumetto e finisce con molta musica, per cui è una cosa che, come dire, ripeto, vi invito a venire a visitare. Anche perché mi ricordo, ricorderai forse anche tu, anche se sei più giovane, Mr. Fantasy dedicò un'intera puntata a Pordenone, al fenomeno musicale Pordenone, sì, Pordenone che venne paragonata a Manchester e c'era, mi ricordo, una lunga intervista anche a Davide Toffolo, che era grosso modo, possiamo dire, un po' uno degli ideologhi, no, di quel movimento, e pensandoci anni dopo mi sono accorto, perché io sono un fanatico dei Joy Division di Manchester, che ci sono in effetti delle per esempio, se uno va a vedere anche nel nostro territorio a Pordenone, vedi fabbriche dismesse, vedi edifici abbandonati, cioè ci sono quella edilizia post-industriale abbandonata, che crea una sensazione che solo una società post-industriale. Tra l'altro mi sembra che poi alla fine proprio il vostro lavoro
il successo riconosciuto, poi c'è Pordenone Legge col quale voi siete collegati, c'era il Certo. Festival del Cinema Muto, Cinema Zero, eccetera. Sì. Alla fine, in effetti, io c'ero in mezzo come giovane, ero amico, non ho fatto parte, comunque c'ero in mezzo. Stavo vivendo il passaggio di una Pordenone che stava diventando post-industriale, perché adesso è sempre una città industriale, eccetera, ma è una città che si candiderà nel 2027 a diventare capitale della cultura. Marco, ti posso assicurare che se me l'avessero detto negli anni 70, negli anni 80, avrei sghignazzato e anche abbastanza inorridito l'idea. Invece non solo incredulo, e invece adesso meritevolmente la città è approdata a questi traguardi. Credo che sei, e poi finisco e ti do la parola, credo che sarebbe contento Lino Zanussi, che tanto aveva fatto per far diventare Pordenone una città come importante. Sì, ma questo è assolutamente vero. Per quel che mi sento di commentare la candidatura, perché noi ne siamo, siamo dentro con tutte le nostre energie, perché poi abbiamo anche così dato una mano all'amministrazione comunale a redare il dossier che poi viene presentato appunto per questa candidatura, e il dossier parla proprio di una città che sorprende, no? Perché proprio da questo tipo di substrato industriale poi nasce in realtà un grande movimento culturale, no? Che parte appunto, ripeto, dal Great Complotto, poi con tutto il fenomeno dei fumettisti. Non a caso tanti fumettisti, quello che ci viene in mente chiaramente è Davide Toffolo, ma tanti altri sono stati comunque dei musicisti o dei cantanti, hanno suonato, insomma, no? Per cui arrivano tutti da quel mondo lì. E questo sentimento, come dire, se vuoi anche un po' di rivalsa, no? Perché Pordenone, diciamoci la verità, negli anni 70 così, negli 70 e anche un po' 80 non era proprio bellissima, no? C'erano le caserme e c'era la Zanussi, no? Però in realtà questa cosa qui ha creato tutto un sentimento, come dire, di alternativo che un po' ricorda, come dici giustamente tu, Manchester, insomma, per cui è assolutamente, il paragone c'è, e noi speriamo che noi ci crediamo molto in questa candidatura, perché pensiamo di avere i numeri, insomma, ti ripeto, noi come una cittadina poi di 50.000 abitanti, 52.000 abitanti, che ha così tanti festival, Pordenone Legge, come ricordavi tu, il Cinema Muto, Dedica Festival, piuttosto che tutte le cose, il Festival del Blues, no? Con Andrea Mizau, da 30 anni, insomma, porta qui i grandi nomi del blues, e non solo, cioè, già annunciato il prossimo anno arriva Joe Bonamassa, insomma c'è tanta gente veramente importante, no? Che passa di qua. C'è stato Alice Cooper quest'estate insieme con i Placebo, insomma, che, ripeto, per una cittadina di 52.000 abitanti è tanta roba, insomma, ecco. Se posso trasmettere io qualcosa ai giovani, io che c'ero, che ho visto, non ho fatto niente, per carità, e insomma, quello che vorrei trasmettere, perché li ho conosciuti, quante chiacchierate abbiamo fatto con Miss Sox, mi ricordo, sì, esatto. anche Ado Scaini, Davide Toffolo, l'ho già citato. Era qui ieri Ado Scaini in mostra, proprio è passato di ecco, qua, proprio ieri. Io mi ricordo, un mio carissimo amico era musicista, un altro ancora, eccetera, che quello che volevano portare avanti, e noi li seguivamo con molta, insomma, anche io andavo in giro con loro, anche se poi non facevano, perché la forza, soprattutto sto pensando a Mix Sox, i suoi discorsi che erano veramente davanti, anche se aveva grosso modo la nostra età, volevano cambiare quella città lì e si stavano ribellando una Pordenone che dopo la morte di Lino Zanussi era in declino, una Pordenone post-industriale, una Pordenone che soffriva addirittura il complesso di Udine, che è il massimo, insomma, proprio quello non si può, è il complesso di Udine, bellissima città, per carità. Pordenone che quindi doveva affrancarsi, doveva trovare una via d'uscita, e possiamo dire che a distanza di 40-45 anni, ma è ormai da anni che Pordenone è su questa strada. La volontà di quel gruppo di ragazzi giovani
sicuramente geniali, però comunque non stiamo parlando, cioè non deve arrivare Superman per traghettarti fuori se tu vuoi cambiare, perché sì, io ho sempre pensato che Miss Sox fosse una creatura venuta da Marte, però insomma sono d'accordo. mi riderebbe in faccia se glielo dicessi a quella volta, ma anche adesso abbiamo avuto delle persone stupende che ci hanno creduto, che hanno portato avanti. Ti ricordi, non so se sei troppo giovane, la prima sede del molo del Grid Complotto era quel palazzo in rovina dietro il comune, che dopo è stato abbattuto. Hanno fatto il parcheggio. Cioè, pensare che da lì si è partiti. Mi ricordo le installazioni, che non era solo musica, c'erano installazioni, c'era di tutto. No, ma poi c'era proprio questa cosa qui, perché poi gioco forza c'era questa idea, perché loro tanti suonavano, però poi dovevano farsi le copertine, no? Tanto per capire, no? Dei demo, delle cose che facevano. E lì hanno cominciato e, come dire, un po' alla volta si è creato tutto questo, ripeto, substrato culturale vicino, no, afferente al mondo della musica, che si è come dire, sviluppato nel disegno fondamentalmente. Non a caso abbiamo questa densità di disegnatori professionisti e grafici riconosciuti a livello nazionale che arrivano da Pordenone, no? Perché c'è questo, come dice Davide Toffolo, l'ha detto anche all'inaugurazione della mostra, noi il Grid Complotto ci ha insegnato a imparare a immaginare. Questa è la cosa, quello che ha detto, no? Che è bellissimo se ci pensi, cioè imparare a immaginare, perché purtroppo avevamo perso questa cosa, no? Invece imparare a immaginare vuol dire creare dei mondi diversi, lo puoi creare con la musica, lo puoi creare col disegno, con le storie a fumetti o anche quello che vuoi, però imparare a immaginare, questa è proprio l'idea che viene fuori da qua e insomma si sta concretizzando e noi siamo super orgogliosi, siamo sicuri di essere in un momento di grazia, insomma, ecco. Tra l'altro anche come si chiama, l'antiquario, quello di Cash of Trash, Rosa, se non ricordo male, anche lui girava. Rosa, sì. Non mi ricordo più che nomignolo avesse, però quello mi sfugge. Sì, ho capito Rosa, sì, che erano due, poi era lui e l'altro, adesso non mi viene in mente neanche a me in questo momento, però sì, insomma c'erano tante persone, magari adesso ci vengono anche lui però, che ha scelto percorsi diversi, però magari io per curiosità, poi quella trasmissione lì mi ha preso, quella del Trash or Crash. Nelle sue interviste risento l'eco di quello che eravamo in quegli anni lì, quello che vuole dire ai giovani: guardate che magari non ve ne rendete conto, ve ne renderete conto 20, 30, 40 anni dopo. Non sperate, non andate in cerca di segnali che vi dicano che siete sulla strada giusta. Che brutto mettermi a insegnare io poi, ma comunque quello io comunico, metto in condivisione quello che provo. Uno pensa aspetta segnali che gli arrivino dal cielo, non arriva niente, pensa di aver fatto tutto per nulla, invece poi, e lo dimostra questo anche il successo del PAF, che adesso sarà Palazzo del Fumetto, la mostra e tutto, quelli importantissimi. L'ultima volta quel maestro incredibile americano in riva al non cielo, sono robe incredibili per appassionati di fumetti, non solo. E dimostra che invece tutti quei ragazzi là erano, mi ci metto anch'io come movimento, come per amicizia, insomma, eravamo sulla strada giusta. Insomma, poi. Chiaro, c'erano tanti che seguivano, no? Giustamente. Ma anch'io, io ero qualche anno più giovane, ma venivo con il motorino nel Bronx, no? E mi trovavo lì e mi sembrava di essere a New York, no? Sì, il Bronx, così, o meglio a Londra forse che New York, no? Quindi allora ricordiamolo, Presidente, allora l'appuntamento con il Palazzo del Fumetto fino a quando l'hai già detto, ribadiamolo e così diamo le indicazioni. Il 9 marzo avete tempo di vedere questa Ragazzi Morti Expo, che è proprio questa mostra per il trentennale della loro attività, e che ripeto sarà sorprendente, perché vedrete veramente come il fumetto può influenzare la musica, ma per contro come la musica può
essere parte del fumetto, per esempio nei videoclip, in queste cose c'è una sala grande dove ci sono 48 minuti di videoclip che girano, perché uno può stare lì e può veramente stravaccarsi su dei divani fatti con del materiale fonoassorbente e stare lì veramente in un happening che secondo noi è bellissimo, insomma ci piace tanto, per cui venite a vederla, insomma. Benissimo, allora complimenti ancora e anche per il bellissimo simbolo suggestivo, è un Grazie. simbolo importante. Complimenti a tutti voi per il lavoro che fate, complimenti e grazie in particolar modo a Marco Dabà, che come sempre si è messo a disposizione della nostra radio. Grazie e buon proseguimento e a risentirci a presto, Presidente. Grazie e auguri di buone feste a tutti, perché in questo periodo dobbiamo dire anche questo. Perfetto. Buone feste che vi daranno magari qualche giorno in più, magari per andare a seguire i Tre Allegri Ragazzi Morti, che sono un gruppo di culto per chi non li conoscesse. Allora, togliamo condivisione, penso che l'abbia già fatto. Abbiamo ancora 5 minuti, quindi ne approfittiamo per riaprire le linee 0292 94 7222. Invece per il WhatsApp il numero è 340 670 9659. Se volete raggiungerci, contattarci, avevo lanciato come tema la soluzione di Matteo Salvini e andiamo, ma naturalmente tema libero anche, e poi andiamo a vedere le notizie. Roma, albero crolla al parco giochi, forse per il troppo vento. Morta una 45enne, illesi 3 figli, grave l'amica che era con loro. Treviso, accoltellato da 3 minori in centro, morto 22enne in coma da 11 giorni. Manovra, pensione anticipata a 64 anni, solo per 100 persone. Quali sono i requisiti? E questo lo trovate sul Corriere.it. Migranti, nuovo piano Albania. Oggi vertice convocato da Meloni, i giudici ci danno ragione. Piantedosi dice: io resto al Viminale. Fini, con Berlusconi non ci rivolgemmo più la parola. Il perdono non è una categoria politica. Trump vuole la Groenlandia e il canale di Panama. Cosa c'è di serio e quali sono i suoi veri obiettivi? La popolazione del mondo inizierà a calare? Perché non è sempre una cattiva notizia. Da 9 mesi in ospedale dopo le cure dentali in Albania e in condizioni gravi, ha perso 30 kg. Simone Del Vecchio, designer di Barletta, 37 anni. Dentista in zona Duomo rovinato dalla segretaria, gli ha svuotato i conti con gli assegni al casinò. Guasto alla linea, caos treni tra Puglia e Molise, ritardi e cancellazioni per chi rientra per Natale. Su una barella a Palermo per 8 giorni, donna muore in ospedale, le accuse della figlia, shock settico. E poi Caterina Guzzanti, rapporti senza sesso, mi sono sentita non desiderata e dolorosissimo, ti senti responsabile. Quando Paoli si sparò andai da lui di notte, ho avuto tanti uomini e ne ho amati 4, volevo decidere io quando andarmene. Bernardini De Pace, volevo fare il giudice, l'assegno di mantenimento più alto, 100.000 euro al mese. Magdeburgo, lo strazio della madre di André, morto a 9 anni. New York, donna bruciata viva nella metropolitana, fermato un uomo segnalato da 3 studenti. E poi Martina, ferita con 30 coltellate dall'ex in un negozio a Oslo, il padre è in coma, la relazione era finita, lui non l'accettava. Adesso passiamo dal Corriere. Mamma mia. Bols come io. Repubblica.it, questa terribile notizia.
parco giochi un albero crollato, una donna è morta, una mamma di 3 figli. Ucraina, strage di soldati nordcoreani, oltre 1000 uccisi o feriti al fronte. L'operazione della flotta russa entra nel Mediterraneo, scatta la missione per evacuare le basi in Siria. Il presidente eletto del Donald minaccia Panama, riprenderemo il canale e punta alla Groenlandia. L'incontro, Fico da Putin, secondo leader europeo a rompere l'isolamento. Il Cremlino frena su Trump. Un miliardario a Roma, dai ristoranti all'NBA, l'ascesa di Fertitta come ambasciatore USA. In pensione a 64 anni, miraggio per pochi, si rinuncia a TFR a parte dello stipendio, non è un paese per giovani. E con questa bella notizia chiudiamo questa prima parte della Oltre la pagina. Riprendiamo tra 5 minuti con qui Parlamento e poi alle 14.35 con Carlo Lottieri per parlare di Luigi Mangione. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
È un delitto sfumare Chet Baker, ma poi ve ne proporremo ancora altre porzioni, per esempio subito dopo l'intervento da Montecitorio di Alberto Bagnai, che vi procuriamo grazie alla perizia del nostro Lorenzo, il magnifico, sulla tolla di comando di regia tecnica. Allora, Stefano Del Brembo, grazie per le belle parole. Un dolore per i miei amici ucraini, per i miei amici russi bilingue, che tra loro si capiscono alla perfezione più che noi con l'inglese. La colpa è della NATO. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Un saluto anche a Stefano e buone feste anche a te e al figlio Elvis. Non ci sono altri aggiornamenti per il momento e quindi direi di passare la parola a Montecitorio, Alberto Bagnai. Ci risentiamo tra un po' di minuti. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Vorrei intervenire in discussione generale per contestualizzare il quadro macroeconomico sul quale interviene questa manovra, perché sento dire spesso in quest'Aula e in tante altre circostanze che noi siamo qui da 2 anni e che quindi ci si aspetterebbe uno scatto di reni. L'argomentazione sembra plausibile. Io però vorrei ricordare che solo quest'anno siamo riusciti a ritornare al livello del PIL del 2007. Il Paese è stato fermo per 17 anni per dei motivi che ormai sono abbastanza chiari. Li evidenzia, fra gli altri, il più autorevole di tutti, oggi, il Presidente Draghi, in alcuni documenti dei quali vorrei parlarvi, che vorrei condividere con voi. Ora, noi non è che stiamo chiedendo 34 anni per risolvere 17 anni di problema, ma non ci può neanche essere rinfacciato di non aver risolto in 2 anni 17 anni di problema. Questo vorrei che fosse chiaro. Anche perché se andiamo sul gioco del rimbeccarci le cose, annuncio, o se volete ricordo a me stesso, che chi ne uscirebbe peggio non saremmo noi. Il 26 luglio del 2015 la Repubblica titolava con l'annuncio di tagli di 10 miliardi alla sanità dalla spending review del deputato Gutkeld, che all'epoca ebbi anche il piacere di conoscere in un'audizione informale cui mi convocò il presidente Capezzone della Commissione Finanze. Il 25 ottobre del 2024, sempre Repubblica ci dice che occorrerebbero 10 miliardi per risolvere la situazione della sanità. Vabbè, in un contesto in cui il Fondo Sanitario Nazionale comunque è al massimo storico, mi chiedo se i 10 miliardi che mancano oggi sono quelli che sono stati tolti dal PD qualche anno addietro. Ma non voglio pormi su questo piano di battibecco, perché rispetto le intelligenze qui convocate, rispetto il vostro tempo. Io vorrei rapidamente condividere con voi i principali risultati dell'analisi del Presidente Draghi, che ci racconta, ci spiega che troppo a lungo l'Europa ha tollerato una politica di bassa crescita di salari come strumento per accrescere la competitività esterna. Questo è un problema che è noto a tutti noi, o perlomeno lo era, perché poi vi darò anche qualche estratto, se me lo consentirete, degli stenografici del 2011, dove c'era qualcuno che queste cose già le diceva e c'era qualcun altro che invece diceva che andrà tutto bene, film che abbiamo già visto anche recentemente. Non è andato tutto bene. I surplus esteri, ci dice Draghi, hanno aperto spazio fiscale, spazio di bilancio, ma in Europa i governi hanno fatto la scelta deliberata di non utilizzare questo spazio. Allora, a scanso di equivoci, io vorrei ricordare che al governo italiano questo spazio è stato precluso da un intervento piuttosto reciso e piuttosto esplicito della BCE in quegli stessi anni, che raccomandava politiche fortemente procicliche. Ci veniva detto che avremmo dovuto assumere misure immediate e decise per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche con correzioni di bilancio, anticipare il calendario di entrata in vigore delle misure nel pacchetto di luglio 2011, portare il fabbisogno netto all'1% del 2012, tagli delle pensioni, tagli degli stipendi pubblici, eccetera, eccetera, eccetera. Si può argomentare che la posizione dell'Italia fosse diversa e peggiore di quella di altri paesi europei. Bene. Però ricordo una cosa, a me stesso naturalmente, perché
non voglio offendere nessuno ricordando che esistono le frazioni improprie, e il rapporto debito-PIL in Italia è una frazione impropria. Pensate che se ne è accorto perfino il Fondo Monetario Internazionale nel 2023. Che cosa voglio dire? Ma una frazione impropria, per esempio, è 1,5, 3 mezzi. Se tagliamo 1 di debito, ma questo 1 di debito che tagliamo fa scendere di 1 il PIL, i 3 mezzi diventano 2 interi e da 1,5 si sale a 2. Quindi la strada non può essere quella, e infatti applicando quella strada al nostro paese siamo riusciti a portare il rapporto debito-PIL dal 120% pre-Monti al 135% pre-Monti, anche se oggi il presidente Monti può affermare con qualche ragionevolezza di essere stato ispirato dalla lettera del presidente Draghi. Quindi insomma è un dialogo fra loro, però i risultati li abbiamo subiti noi. È molto interessante anche l'osservazione secondo la quale i politici europei hanno rivelato una preferenza per una particolare costellazione. Oggi si dice così, questa parola credo che la sentiremo spesso perché è entrata in circolo, quindi è la nuova resilienza. Adesso va di moda la costellazione, una particolare costellazione economica. Una costellazione che si basava sullo sfruttamento della domanda estera e sull'esportazione dei capitali grazie a bassi livelli di salari. Sapete, basso livello di salario, riesco ad esportare perché i miei prodotti sono convenienti, incamero risorse finanziarie che poi reinvesto all'estero, esporto capitale. E ci viene detto dal presidente Draghi che questa costellazione non è più sostenibile. Ora, io qui però una osservazione la vorrei fare. Questa costellazione, chiamiamola così, cioè la politica mercantilista che diciamo il capitalismo renano, chiamiamolo in questo modo, ha imposto all'Unione Europea, non è mai stata sostenibile. Qualcuno se n'era accorto. Non raccontiamoci alla Alberto Sordi che la crisi della Germania è, come dire, causata dalla guerra, causata dalla pandemia. Certo che questi fatti non hanno aiutato nessuno, non hanno aiutato neanche noi. Fatto sta che l'indice della produzione industriale in Germania, io lo dico a beneficio del verbale e di chi magari per sua formazione, per sua attività istituzionale si occupa di altro, era in derapata, non dico in caduta libera, ma in discesa tendenziale ben evidente dal 2017, cioè insomma da 4 anni prima dello scoppio della guerra. Insomma, voglio dire, evidentemente i problemi erano altri. D'altra parte, qualcuno nel 2011 le aveva detto che la Germania stava segando il ramo su cui era seduta, e adesso ragioniamo su come si faceva a vederlo. Il modello export-led imposto su cui ci siamo basati non è stato tollerato, è stato sostanzialmente imposto. Il recupero della competitività col taglio dei salari era il senso della lettera della BCE. Ed è stato imposto da chi pensava di vincere questo tipo di sfida, di chi pensava di essere avvantaggiato. Ora il paradosso è che, come ci ha ricordato la collega Cattoi, in realtà questa sfida alla fine la sta vincendo il nostro paese, che nonostante la cura da cavallo riesce a esportare. Non è stato imposto per caso questo modello, ma è stato imposto perché aveva delle precise conseguenze distributive, cioè è stato imposto per precisi motivi di classe, una lotta ideologica alle PMI e ai lavoratori. Questo è il tema. PMI e lavoratori sono stati forse sconfitti, in realtà i numeri dimostrano che si stanno riprendendo, ma per sconfiggerli queste politiche imposte, mi duole dirlo, dall'Unione Europea, che adesso speriamo cambi orientamento e forse lo cambierà, hanno sconfitto anche tutti noi in 4 modi. Innanzitutto facendo scappare i capitali di cui abbiamo bisogno, perché questo gigantesco saldo commerciale attivo che l'Europa ha, dal punto di vista della contabilità, della bilancia dei pagamenti, sono altrettanti capitali che vanno all'estero, vanno nei grandi fondi americani per la buona ragione che lì c'è più stabilità economica e ci sono migliori rendimenti, ma in questa condizione di avere minori rendimenti e minore stabilità economica ci siamo messi noi, fragilizzando il nostro sistema.
Queste politiche di bassi salari hanno anche compromesso la produttività. Ecco, il presidente Draghi dice che la produttività si arresta dagli anni 90 perché c'è stato lo shock tecnologico di internet, noi non saremmo saliti sul treno della rivoluzione digitale e perché poi dopo c'è stata la grande crisi finanziaria. In realtà la compressione dei salari incide sulla produttività. E come? E come? Ci sono almeno 3 o 4 modi attraverso i quali la compressione dei salari incide sulla produttività. Innanzitutto, se il costo del lavoro è troppo basso, per un ovvio effetto di sostituzione, si farà ricorso a tecniche di lavoro che sono a maggiore intensità di lavoro e minore intensità di capitale. Quindi se tu imponi un modello di sviluppo basato sui salari bassi, poi dopo non ti puoi lamentare del fatto che le aziende nel loro mix produttivo privilegiano il lavoro che gli costa di meno sul capitale. Poi naturalmente un salario basso scoraggia l'impegno dei lavoratori, c'è tutto il tema del salario di efficienza, dei costi di monitoraggio, non entro in questo, lo teniamo a verbale come notazione per chi un domani vorrà studiarselo. Poi c'è anche un altro tema, è molto difficile andare da una persona e dire ti pago di meno, in effetti non funziona così. Come funziona? Si crea disoccupazione e poi si garantisce precarietà. Questo è il percorso. Te ne vai e poi rientri con minori garanzie. Alla fine poi il Jobs Act era questo, no? Diciamocelo. Allora questo però che cosa fa? Determina, queste carriere interrotte dalla precarietà, determinano una scarsa accumulazione di capitale umano, perché la forza del modello di piccola e media impresa italiana è sempre stata l'identificazione del lavoratore e dell'imprenditore nelle sorti del progetto industriale al quale insieme collaboravano. E questo però presuppone che ci sia una ipotesi di stabilità, che è stata voluta rimuovere in nome della modernità. E poi c'è un'altra conseguenza abbastanza paradossale di queste politiche di bassi salari alla ricerca della competitività, è che queste politiche hanno totalmente svuotato di significato il mercato interno, nel senso che noi ci siamo messi insieme per creare un grande mercato unico. E però questo mercato unico, ormai il presidente Draghi lo dice apertis verbis, quindi penso di poterlo ripetere in quest'Aula, non solo in dei saggi, diciamo così, clandestini o nel mio blog. Di fatto queste politiche di ricerca della competitività hanno drasticamente ridotto il potere d'acquisto dei clienti su questo mercato interno. Quindi si è creato il paradosso di mettere su un mercato interno dove la competizione fra i vari attori nazionali faceva scendere i salari, con il risultato di inseguire la domanda estera per sostenere le nostre imprese, ma questo è un risultato che, nonostante l'Italia, grazie a Dio, diciamo, a questa guerra abbia dimostrato di combattere e vincere, crea comunque una fragilità strutturale, perché, come dico sempre umilmente, ricordo a me stesso, chi esporta beni prima o poi importa problemi. Se il tuo mercato è quello di altri paesi, paesi emergenti, gli stessi Stati Uniti, non puoi essere sicuro che la loro intonazione politica sia sempre favorevole all'acquisto dei tuoi beni o che il loro quadro politico e geopolitico sia sempre stabile. Quindi l'avere questo mercato unico forte di persone che avessero un minimo di benessere era un'intuizione corretta, ma è andata in una direzione totalmente diversa rispetto a quella che le avrebbe permesso di essere un meccanismo di assorbimento degli shock internazionali, anzi è diventato quasi un meccanismo di amplificazione degli shock internazionali. E poi, se nel 2011 sarebbe bastato ricorrere a strumenti nazionali, allo spazio fiscale nazionale, perché oggi non sarebbe possibile? Lo è anche oggi. Quindi tutta questa insistenza per avere strumenti di debito comune non tiene logicamente nel momento in cui ci si dice che in una crisi più grave di quella che abbiamo oggi, cioè quella del 2011, che fu più grave e più protratta, avremmo potuto usare il debito nazionale. La verità è che qui c'è un progetto politico di controllo della spesa degli stati nazionali, di sostituzione al potere di indirizzo dei governi nazionali con il potere di indirizzo della Commissione. Ma la Commissione ha sempre scelto bene? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Questo governo nazionale ha funzionato? Ecco, io vorrei dire una cosa con grande semplicità e con grande... Purtroppo, non tutti erano d'accordo con questo orientamento.
e ce lo testimoniano anche i verbali, i resoconti delle drammatiche sedute parlamentari in cui venne conferita la fiducia al governo Monti e in cui venne approvato il Salva Italia. E quello che si può dire è che la storia si ripete, la prima volta come tragedia, la seconda come tragedia, perché così come non ci avete ascoltato sull'austerità, come adesso dimostrerò, adesso non ci state ascoltando sul green. Tutto questo green a che cosa è servito? È servito a portare a una cifra che mi sono scritto perché neanche me la ricordo, è una cifra a 9 miliardi di tonnellate il consumo di carbone, e sapete perché? Perché serve alla Cina per costruire i pannelli fotovoltaici che vende a noi. Se voi vi guardate il grafico del consumo di carbone, quello previsto e quello effettivo, quello previsto da quando si comincia a parlare di rivoluzione verde è sempre piatto, quello effettivo sta crescendo esponenzialmente con un'accelerazione drammatica nel momento in cui noi abbiamo deciso di distruggere il nostro tessuto industriale affidandoci totalmente alla fabbrica del mondo, la Cina, dove però gli standard ambientali, come ben sapete, non ci sono. Quindi forse un po' di gradualità, non mettere delle tagliole, ma affidarsi a un minimo di orientamento dato dalla forza del mercato, dei prezzi relativi, avrebbe forse aiutato a una maggiore gradualità e avrebbe aiutato a tutelare l'ambiente. Ma qual è il problema? Il problema è che questo non è mai stato e tuttora non è nelle corde del progetto europeo, che è un progetto che deve essere autoritario per, come dire, coinvolgere i paesi sottostanti. Io mi sono riguardato un po' di verbali, ecco, nella discussione generale sulla fiducia al governo Monti, leggo: un sostegno alla domanda interna è fondamentale, cioè leggo le parole del presidente Draghi. E sapete chi le disse? Le disse l'onorevole Guido Dussin, che adesso credo sia tornato a fare il sindaco in Veneto. Ho cercato domanda interna, in quel verbale c'è solo questa menzione, eppure c'erano parlamentari di statura accademica, diciamo intellettuale, nel senso della professione intellettuale più elevata di quella di un sindaco di provincia. La manovra è recessiva, certo, ma è esattamente quello che vuole l'Europa, perché l'Europa vuole esattamente una manovra recessiva. Siccome noi importiamo di più di quello che esportiamo, abbiamo bisogno di ridurre la domanda e i salari, quindi abbiamo bisogno di una manovra recessiva. Dite la verità, non prendiamo in giro la gente. Quindi noi, per aggiustare questo squilibrio, dobbiamo abituarci a qualche anno di crescita. Qui Parlamento.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, alla Pellegrina, o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. È giusto che ci sia, perché non bisogna dimenticare, non è che tutti i salmi finiscono in gloria. Va bene, Salvini è stato assolto, però non è che possiamo dimenticare, non è che possiamo pensare una brutta storia con lieto fine, una brutta storia che per fortuna ha avuto lieto fine, potrebbe anche non averlo, anche se non si parla di ricorso, però quello che è successo è un processo a una decisione politica, siamo dalle parti di quella cosa che si chiama puzza di fascismo. E quindi il fatto che che sia stata commessa nei confronti di un politico i cui oppositori che gli oppositori tacciano di fascismo non cambia una virgola, non sposta una virgola, quindi è giusto ricordarlo ancora. Condannato, assolto per aver difeso i confini italiani, l'Instant Book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, processo open house, non dimentichiamocelo. Poi abbiamo il calendario delle feste della Lega, e poi che si sovrappone alle feste, quindi festa, perché comunque la soluzione di Salvini è un elemento che è quello di celebrazione come cittadini, poi come leghisti, noi la radio, eccetera, e poi iscriversi, alla Lega, abbonatevi a Radio Libertà. Vi iscrivete alla Lega, è molto facile, molto semplice, si può fare versando 10 euro tramite anche PayPal, senza nemmeno che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale degli attenti richiesti vi verrà recapitato alla Magione per via postale. Se in mezzo ci sono poste italiane, io personalmente raccomando ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici ai maschietti, alle femminucce, a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autocertificazione civica, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scelta libera a difesa dell'Italia in Europa, il 2 per 1000, lo ripeto, sono soldi che lo Stato vorrebbe tenersi, ormai noi non li abbiamo più, però possiamo dire allo Stato: spendili così. Questo è il redazionale per la Lega, della Lega, e noi con cuore lieto vi indichiamo il D43, il 2 per 1000 per la Lega. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. D di Domodossola, 4 gli eroi della Marvel, 3 il numero perfetto, D43 nel 2 per 1000. Chiudiamo con le apparizioni radio televisive degli eroi della Lega, i suoi politici che no, niente da fare, sono già 2, ma sono già trascorsi, quindi 14:30. Lorenzo, in alto ai cuori, sursum corda, sono puntuale. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante, perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no? Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408, oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Oltre la pagina, siamo nell'ultima parte con il nostro ultimo ospite. Abbiamo in linea, lo saluto e lo ringrazio, il professor Carlo Lottieri, docente di filosofia delle scienze sociali e firma del Giornale. Bentornato professore ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, parliamo di un mostro che piace alla gente che piace. Parliamo di Luigi Nicolas Mangione, un omicida, un uomo che ha tolto la vita a un altro essere umano e che per questo viene applaudito, e che questo, professore, susciti magari il delirio di certi fanatici, non stupisce forse più di tanto, però quando vedi un docente di storia, un tuo collega, professore, che ho letto anche a curriculum, è molto considerato Gennaro Coro Tenuto, quindi le sue parole vanno prese in qualche considerazione, anche se stupisce che un professore come te, che dovrebbe spiegare le cose complesse e non semplificarle come se non ci fossero, addirittura ha santificato questo Mangione e ha sottolineato che sarebbe giusto arrivasse il momento in cui i capitalisti provassero la paura. Un pensiero abbastanza che poi ci riconduce a Marx e tutto il resto. Allora, andando con ordine, partiamo da questo grande consenso ottenuto da Luigi, da un omicida. È questo che impressiona, da un omicida. Certo, c'è una sorta di, come dire, di schizofrenia nella cultura progressista, perché da un lato c'è tutta una battaglia, ad esempio in America, contro la pena di morte, battaglia molto comprensibile, molto giustificabile, eccetera, e anche però di fronte a crimini efferati, stragisti, serial killer e così via, che in alcuni stati americani appunto vengono condannati a pena di morte, e al tempo stesso però c'è la glorificazione di una persona che semplicemente sulla base di una sua esperienza, probabilmente molto difficile, personale, legata alle condizioni della madre, ha ritenuto che il CEO, l'amministratore delegato di questa compagnia di assicurazione, fosse, per un giudizio che lui ha espresso senza nessun tipo di procedura, eccetera, responsabile appunto di crimini tali da meritare la pena di morte. Bene, la cultura progressista, che da un lato giustamente, a mio parere, si batte contro la pena di morte, poi però la esalta quando si tratta appunto di colpire il capitalista. Perché? Perché in una certa tradizione il capitalista non è più una persona, è un essere umano. C'è una sorta di distruzione dei segni dell'umanità sulla base di una visione ideologica che purtroppo è ancora viva in tanti intellettuali, ma non solo nel nostro paese. Tra l'altro, come ha provato sulla sua pelle, è stato un martirio Guido Rossa, un sindacalista. Io ricordo da ragazzino rimasi spiazzato, ma non ho capito, hanno detto che le BR stanno dalla parte degli operai, ma hanno ucciso un operaio. Poi arriva l'età della ragione. Guido Rossa aveva capito che questo linguaggio non è quello che poi porta vantaggi a chi dovrebbe averne, al popolo. Porta vantaggi a chi guida, chi comanda, non a chi subisce. Chi subisce, tant'è che Che Guevara, e io, senza essere comunista, professore, avevo un poster di Che Guevara, perché per me era il simbolo di chi va contro. E sai che quando si è giovane chi va contro viene amato. Però dopo so che chi si rifiutava di andare all'assalto quando attaccava magari qualche postazione, lo fucilava lui, lo faceva fuori lì. Un mostro per certi aspetti, anche se in situazioni di guerra non si può giudicare in un senso o nell'altro. Però è questo il punto. Quel tu hai messo il fuoco benissimo. Marxismo mette, punta sulla violenza per rovesciare una situazione, come ha fatto la borghesia nei confronti dell'aristocrazia con la rivoluzione francese. Adesso il proletariato deve rovesciare la borghesia con le stesse armi. Lo si fa molto più facilmente quando si disumanizza l'avversario. Come siamo arrivati a tornare a questo? Io pensavo fosse passato, cioè l'esito stesso degli anni '80 dovrebbe condannare, non dal punto di vista etico-morale, sono percorsi che non hanno portato a nessun risultato.
E quindi perché qualcuno torna a riprenderli? Mi domando. Perché non ci si rende conto che non portano da nessuna parte? Ma io credo per varie ragioni. Un dato su cui devo riflettere è che certamente la nostra società è una società che ha tanti problemi, che ha tante difficoltà, che ha tante ingiustizie. Questo è fuori discussione. Io non escludo, anche senza conoscere i dettagli, che la vicenda della madre di questo omicida sia una vicenda difficile, drammatica, e che quindi questa persona certamente disturbata abbia vissuto però sulla sua pelle una situazione terribile. Però questa società che ha questi problemi non sa affrontarli, per giunta il guaio è che da parte di quelli che dovrebbero ragionare, da parte critica, l'elite, viene una spinta a peggiorare la situazione, cioè a rendere ancora più pervasivo il ruolo della regolazione, dello Stato, e a rendere ancora più disumani i nostri rapporti, fino appunto, come dicevo prima, a negare la dignità dell'altro. Guido Rossa fu ucciso perché fu considerato un traditore di classe. Quindi lui certo che era un operaio, ma era un traditore di classe, quindi non era più a questo punto un operaio, era di fatto, nella visione delirante ovviamente dell'estrema sinistra violenta di quegli anni, era un uomo che difendeva il sistema. Ecco, usare queste formule, il sistema, il capitalismo, queste cose, senza entrare nei dettagli, senza capire che molte difficoltà derivano da dispositivi ben precisi, da leggi, da norme, che nessuno vuole mettere in discussione, per aiutanti, che si vuole ancora più moltiplicare, far crescere, è all'origine di questa follia per certi aspetti. Ecco, c'è un punto anche, riprendo le tue parole, che diciamo, cercando un punto di equilibrio di osservazione corretto, che effettivamente ci sono, l'hai appena detto, ci sono dei momenti in cui le persone, i popoli, sono soffocati, non vedono più vie d'uscite. Lo insegna anche Putin. Putin dice non devi mettere nessuno con le spalle al muro, perché anche i topi reagiscono. Raccontando un fatto della sua adolescenza, viveva in un quartiere pieno di topi, stava per ucciderne uno e questo gli è saltato addosso. E Putin è un nome che magari in questo momento non è l'esempio, comunque è per dire che il fascismo arriva non solo perché i fascisti sono brutti, sporchi e cattivi, ma perché ci fu una borghesia malconcia che sbagliò tutto nel primo dopoguerra, fece cose rovinose che causarono l'avvento di qualcosa di ancora peggiore, ma fu anche responsabilità di una borghesia imbelle. Credo di poter dire, correggimi se tu il professore, ma credo che non è casuale, non è che il fascismo si impone perché per abiogenesi, per generazione spontanea, come credevano nascessero le mosche dalle camicie sudate nell'Ottocento. No, ci sono delle cause. Quante cause ci sono adesso? Cioè, che cause ci sono adesso pericolose? Noi in questo caso abbiamo visto il marxismo, il caso di Mangione, però per esempio la woke culture, la cultura woke, che non ti permette più di dire nulla, che ti rovina, che ti soffoca, quello che stiamo vedendo non rischia anche quello di soffocare le persone e portarle a quello che non dovrebbero fare? Non c'è dubbio, e soprattutto poi l'alleanza tra la maggior parte delle grandi imprese industriali, anche finanziarie, la maggior parte del mondo intellettuale, la maggior parte del mondo politico, che sono all'origine di meccanismi di regolazione e controllo che producono tutto meno che un ordine capitalistico, perché ormai abbiamo a che fare con un ordine infinitamente regolato, amministrato, con lo Stato che agevola alcuni, danneggia altri e distribuisce. Quando noi abbiamo livelli di tassazione in tutto l'Occidente così alti e livelli di regolazione così alti, fa anche ridere che ci sia ancora qualcuno nel mondo intellettuale che pensi che esistano i capitalisti di mercato. Non ci sono capitalisti di mercato, ci sono oligarchi, tanto in Occidente come nel mondo putiniano. Cioè oligarchi cosa vuol dire? Persone che vivono all'ombra del potere, che hanno ottenuto dal potere tutta una serie di aiuti e agevolazioni, e questo certamente crea in tanti casi sofferenza, disperazione. Però se non si fa un'analisi corretta, non ci si muove nella direzione giusta, e soprattutto se non si riconosce
che il punto cruciale è il rispetto per l'altro, per la sua persona e anche per delle procedure, perché anche nell'ipotesi che l'analisi, diciamo così, di Mangione, il suo giudizio nei riguardi di SEO, che probabilmente non c'entrava nulla con il caso della madre, non manco sapeva chi fosse, eccetera, ma al di là di quello fosse corretta, deve esserci delle procedure, però non può, deve esserci delle regole, deve esserci un giudice terzo che decide, se no si ritorna nel pieno della barbarie. Cioè abbiamo alle spalle comunque secoli e secoli di elaborazione di regole del diritto, e gli intellettuali che esaltano, come dire, l'assassino di turno, mettiamola così, sembrano non rendersi conto di quello che è cruciale perché una civiltà sia veramente tale, il rispetto delle regole, le garanzie, e tutto questo però ha a che fare con la costruzione di un rapporto corretto tra istituzioni e le persone. Oggi purtroppo viviamo in una situazione in cui questo rapporto è molto molto malato, è il minimo che ci possa dire. Ecco, una considerazione demagogica finché si vuole, ma reale, perché poi viene tutto comunque in qualche modo confuso dai social che possono, come dire, drogare la percezione del fenomeno. Ma sembra quasi, anzi, mentre per un orso ucciso scendono in piazza, si sollevano le proteste e minacce di morte a Fugatti, eccetera, no? Io parlo per casa nostra, la Lega, ma voglio dire, non ha importanza qua, cioè Fugatti è una persona per bene che io farò sempre di tutto perché lo conosco e so quanto brava persona sia. Comunque, scusa, mi sono fatto prendere le parole. L'uccisione di un orso, per carità, non è bello, ma comunque una belva. Mentre stava attaccando qualcuno, l'uccisione di un orso, scendono in piazza. Qui è stato ucciso Brian Thompson, è un essere umano. Eppure sono tutti contenti. Cioè, questo è una società schizofrenica, mi viene da pensare quasi irrecuperabile, Carlo. Sì, l'ideologia uccide, l'ideologia uccide e l'ideologia cieca, questo è un dato. Quando durante la rivoluzione francese la ghigliottina cominciò a operare, non ci si rendeva conto, non si interrogava su chi era, su chi finiva ucciso, se aveva delle responsabilità oppure no, eccetera. No, semplicemente bisognava andare avanti. Quando Pol Pot decise che coloro che avevano gli occhiali erano tali probabilmente perché avevano letto dei libri e quindi erano legati alla cultura borghese, quindi andavano eliminati e la persona lì scompariva. Cioè noi abbiamo alle spalle, come dire, purtroppo una serie molto lunga di esperienze tragiche che ci dicono appunto come l'ideologia è la negazione della realtà, dei fatti, ma anche e soprattutto dell'esperienza con l'altro. Quello che c'è di più terribile nella pena di morte, secondo me, è il fatto che un funzionario ha di fronte a sé una persona e come se fosse, come dire, l'apertura di un cancello, la chiusura di un cancello, oppure che ne so, il disbrigo di una pratica, elimina questa persona. Io trovo che questo sia probabilmente la critica più forte che si può avere alla pena di morte, che non è, come dire, il risultato di una umana reazione della madre che al momento, vedendo ucciso il figlio, naturalmente reagisce in maniera istintiva e uccide l'assassino. No, è, come dire, una procedura studiata a tavolino e così via. E in questo senso, purtroppo, noi siamo in una società dominata da ideologia e da burocrazia, e che significa, come dicevo prima, disumanizzazione, cioè le procedure e le logiche astratte, parole come il capitale, le multinazionali, eccetera, cancellano la realtà. Brian Thompson, che aveva 2 figli, una sua vita, eccetera, era finito lì dopo altre esperienze lavorative e faceva parte di un meccanismo che è quello del sistema delle assicurazioni, che aveva tanti difetti ma che avrà anche degli aspetti positivi, immagino, se la gente in qualche modo si assicura e non è obbligata, eccetera. Io sono sicuro che il sistema assicurativo americano avrà dei problemi, ma probabilmente non è il Ku Klux Klan e nemmeno, come dire, una setta di satanisti. Ebbene, tutto questo invece viene cancellato, lui con la moglie, i figli, eccetera, diventa semplicemente un ostacolo sulla via appunto di una astratta redenzione dell'umanità,
che però è terribile alla fine, ecco, produce solo mostruosità. È agghiacciante. Ne approfitto prima di lasciarti i tuoi impegni, Carlo, non c'entra, volevo girare pagina, qui è un tema che sta tenendo ovviamente da anni, sta tenendo botta, sta tenendo attenzione. Siamo arrivati alla soluzione di Matteo Salvini. In molti si domandano, vogliono capire, vogliono leggere questa decisione, questa scelta della magistratura. C'è chi dice era un processo che non si doveva fare, e invece no, è il segno che c'è una magistratura che decide liberamente. Io sono uno di quelli che dice, signori, ricordiamocelo sempre, che è stata la politica a mandare Salvini sotto processo. Sono stati Renzi, sono stati il PD, sono stati i 5 Stelle, che non è che per il loro colore, per il fatto di essere politici, hanno mandato al macello uno di loro, quindi senza nemmeno rappresentare un principio di autoconservazione minimo, no? Di solidarietà. I nomi possono essere sprecati. Ecco, scusa, ti prendo in contropiede perché tanto quando ci siamo sentiti Salvini non era ancora stato assolto, era il giorno prima. Mi interesserebbe una tua opinione al volo, mi rendo conto, per carità. Certo. C'è stato, come dire, un notevole cinismo da una parte della classe politica italiana, ma c'è anche un macroscopico problema, che è quello della indipendenza della magistratura, ed è un problema enorme, la cui soluzione è davvero complicata per ragioni analoghe a quelle che evocavo prima. Cioè, nel momento in cui tu hai una società occidentale in cui la maggior parte degli imprenditori è essenzialmente capitalismo arcobaleno, di relazione, con rapporti con i politici, eccetera. La maggior parte degli intellettuali è progressista, woke, è femminista, genderista, eccetera, eccetera. La maggior parte dei politici è di un certo tipo. I magistrati sono in questo gruppo, i magistrati sono, come dire, un ceto cruciale. In Italia per giunta è una cosa folle, vengono selezionati semplicemente sulla base di un concorso, quando spesso hanno meno di 30 anni, e poi per l'intera vita fanno parte appunto di questo gruppo, di questa categoria. Ebbene, c'è un problema enorme di indipendenza della magistratura, ed è ovvio che certe parti politiche si trovano di fronte alla magistratura quasi sempre in una posizione di debolezza, vittime di un forte pregiudizio, perché non abbiamo una magistratura che sia fatta da persone che decidono con la loro testa essenzialmente, ma che sono guidate ancora una volta da logiche politiche molto precise. Il fatto che un gruppo molto importante della magistratura italiana si chiami magistratura democratica, e noi sappiamo, perché non abbiamo 20 anni, che questo è l'aggettivo che è sempre stato usato in maniera così molto artificiosa, essenzialmente dalla parte di sinistra, degli schieramenti, eccetera, quindi che si dichiara, no, politicamente in un certo modo. Questo dice lunga, insomma, sulla situazione della giustizia in Italia. Benissimo, come sempre sei stato chiaro. Allora, Carlo Lottieri, docente di filosofia delle scienze, e buon Natale a tutti. Grazie, buone feste anche a te, professore. Ciao. Andiamo avanti. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, come sempre. Linee aperte a vostra disposizione, 0292 94 7222. Invece il WhatsApp al numero 340 670 9659. Andiamo anche a darvi degli aggiornamenti, naturalmente. Vediamo anche se sono arrivati. Maurizio. Allora, Maurizio, allora, quello sono io con un vestito di rosso, vero Maurizio? Diciamo Babbo Natale, molto simpatico. No, quindi non sono io. Cambia il cappello, bello, molto simpatico. Maurizio mi ringrazia della selezione musicale. Sono nelle mani non della sorte. Ho fatto una scelta molto democratica che mi toglie qualsiasi arbitrio, perché fino a qualche anno fa, Lorenzo, io portavo i CD miei
rigorosamente miei, comprati con i miei dindini, indicavo le canzoni da mettere nei vari intervalli. Metti questo, mettevo il bigliettino. Poi mi ricordo con Federico Borsari, lui era anche DJ, quindi c'era anche una intesa, quindi io portavo i CD e facevo scegliere a lui, quindi un principio di democrazia un po' paternalista, e come diceva Kant, il paternalismo è l'anticamera del dispotismo, però, e dopo anche con un po', diciamo, il succedersi delle cose, eccetera, è arrivato, perso un po' questa abitudine, e adesso sono approdato a questa scelta che ormai ripeto quasi ogni giorno, cioè l'offerta musicale nasce dai genetriaci, cioè metto le canzoni, metto musiche che siano legati a chi è nato in quel giorno. Oggi era nato Chet Baker ed è andata benissimo, però devo dire che la musica, il panorama della musica è talmente fantastico che abbiamo parecchia, insomma, non manca la roba buona anche nei prossimi giorni, anche se per esempio domani c'è il Natalinotto, che qualche canzone forse probabilmente soddisfa meno, ma domani chiudiamo alle 14, domani è proprio versione short, però per esempio quando si riprende, cioè, a gennaio, il 7 di gennaio, l'8, ci sono Elvis Presley e David Bowie nella stessa sezione, nella stessa sessione, quindi è anche un po', c'è un po' di casualità che rende, che crea un po' di attesa. Poi c'è Domenico Modugno, insomma c'è tanta, il vecchio frac. E adesso velocemente, se c'è una telefonata, no, non c'è, allora andiamo all'aggiornamento. Meloni, Piazza Pia, miracolo civile, metodo Giubileo dimostra che le cose si possono fare. La Commissione eroga la sesta rete del PNRR da 8,7 miliardi all'Italia, sborsati 300 miliardi per il recovery plan. Il meteo peggiora, sospese le ricerche dei 2 alpinisti sul Gran Sasso. E questo è ANSA, l'apertura, l'albero che è crollato su una panchina, ha ucciso una signora a Roma. E in pensione a 64 anni, miraggio per pochi, si rinuncia a TFR, parte dello stipendio. Non è un paese per giovani, andate sul Repubblica, mentre su Dagospia c'è la deliziosa Caterina Guzzanti. Ho vissuto un rapporto senza sesso e mi sentivo sporco e ottaciuto. Caterina Guzzanti porta in scena uno spettacolo teatrale che parla di coppie che non fanno più sesso. E allora chiudiamo con Caterina Guzzanti, chiudiamo ringraziando il magnifico Lorenzo sulla tolla di comando della regia tecnica, chiudiamo, diciamo che prendiamoci una pausa perché altrimenti veramente ci abituiamo troppo bene con Chet Baker, e chiudiamo con Morgan, i Blue Vertigo, altre forme di vita. È praticamente una canzoncina allegra degli anni 90, dai, ci va anche quella in tempi natalizi. Grazie a Lorenzo e grazie naturalmente a tutti voi. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.